iniziale con la lingua dialettale che il bambino si porta dietro. E qui pone problemi che adesso finalmente cominciamo a cercare di risolvere secondo le indicazioni che Lombardo Radice nel 18, nel 20 e nel 22 dà, cioè nel senso di educare a impadronirsi dell'italiano partendo dalla realtà del dialetto. Citavi Gramsci prima. Siamo più con Lombardo Radice o con Gramsci su questa questione del rapporto lingua-dialetto nell'apprendimento infantile? È una questione delicata perché è un punto in cui Gramsci ha una posizione che oscilla, a mio avviso. Il Gramsci teorico è tutto contro la dialettalità, sì, che vede come paesanità e provincialità. Il Gramsci che riflette sull'educazione riscopre i valori nella lettera a Teresina, sì, soprattutto riscopre il valore della partenza dal dialetto, perché sì, poi di questo si tratta. Partenza e superamento. Il vero meridionale, quello cioè che ama il suo paese e non ha spiritualmente espatriato, studia i mali del Mezzogiorno e organizza come può una opinione pubblica, perfino dove pare che non ce ne possa essere. Uno degli aspetti più importanti dell'attività e della persona di Giuseppe Lombardo Radice è stato senza dubbio il suo interesse meridionalistico. Come si sa, il meridionalismo ha significato per le nostre generazioni della fine dell'Ottocento e del primo del Novecento e anche per le generazioni successive fino alla nostra in vari modi una qualificazione democratica. Si trattava di fare l'unità degli italiani dopo l'unità d'Italia e in vari modi persone di vario indirizzo hanno partecipato attivamente a questo movimento e vorrei che su questo tema ci dicesse adesso quanto ci può dire il professor Giuseppe Catalfamo dell'Università di Messina, catanese come era catanese Giuseppe Lombardo Radice. A te la parola. Sì, grazie. Sì, vedi, la partecipazione alla problematica meridionalistica di Lombardo Radice, più che sul piano teorico, si attua sul piano pratico delle opere, delle iniziative, dove lui fu insonne, instancabile, sia tramite la partecipazione all'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno, che fu fondata dal barone Leopoldo Franchetti, come tu sai, e poi ebbe come presidente Benedetto Croce, Giustino Fortunato e così via, fino a Gaetano Piacentini, che fu intimo amico di Lombardo Radice. Dico, non soltanto tramite l'Associazione per gli Interessi del Mezzogiorno, di cui fu delegato per la Sicilia, ma l'aspetto più caratteristico e significativo della personalità dell'opera di Lombardo Radice è il fatto che egli, il suo contributo è di opere che potrebbero sembrare minute, di poco conto, per esempio quel manuale di geografia della Sicilia per gli operai, per i solfatari, dice lui, che scrisse con un impegno che direi pari a quello delle famose lezioni di didattica, un trattatino, un manualetto proprio da scuola popolare sulla Sicilia, della geografia della Sicilia, ma che lui scrisse con un impegno notevolissimo, consultando autori, insomma. Non solo dunque una pedagogia infantile, ma anche una pedagogia degli adulti, che rientrava. Beh, sai, Lombardo Radice, pedagogia degli adulti e pedagogia infantile in un certo senso sono le facce di una stessa medaglia, sai, per quella sua concezione che ha del popolo, che noi oggi sostanzialmente non possiamo accettare, insomma, no? E il popolo è l'umanità bambina, insomma, nella concezione che in un certo senso e per certi aspetti romantica di Lombardo Radice. L'educazione religiosa ha costituito sempre un problema di grande rilievo nella storia della pedagogia e della scuola italiana e lo è tuttora. Giuseppe Lombardo Radice, pedagogista di fama internazionale e di grande valore come maestro educatore, non poteva non interessarsi di questo problema. E per quel che riguarda la scuola, Giuseppe Lombardo Radice ha introdotto nei programmi da lui preparati nel 1923 l'insegnamento della religione, però voleva che questo insegnamento non fosse un insegnamento dottrinario. Quello che più mi ha colpito è la sua disponibilità nei confronti della religione, la sua valorizzazione della medesima e direi lo spazio che le ha concesso nella formazione dei bambini. Uno spazio molto ampio per quello che è la formazione etica, per quello che è la formazione umana del bambino, al di là appunto di formule dogmatiche, al di là di pratiche religiose e rituali.
Sono una maestra elementare e mi sono occupata di Giuseppe Lombardo Radice quando, al momento di prendere la laurea in pedagogia, ho voluto dedicare la mia tesi all'opera dell'autore delle lezioni di didattica, che sono state la mia prima lettura di maestra e la più importante lettura. Così ho cominciato i miei studi dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Dell'attività e degli studi di Lombardo Radice alla Scuola Normale di Pisa si potrebbero dire molte cose, però io da maestra vorrei riferire alcuni particolari che ho rilevato leggendo i temi di concorso del 18enne Lombardo Radice. Ad esempio, vorrei riferire che Lombardo Radice fu l'unico candidato nella sua sessione che consegnò gli elaborati d'esame in un'unica copia, quindi con le correzioni, con gli errori, con le cancellature che sono caratteristiche di chi scrive di getto, di chi non ha formalità, di chi non ha timori né falsi pudori. E nel compito di latino, ad esempio, c'è una nota curiosa. Dice che al margine del foglio lui dichiara in questa nota che lui non è stato capace di trovare la parola italiana adatta a tradurre il termine latino nexi. E allora con molta disinvoltura ne riferisce, ne spiega, insomma ne dà la spiegazione con un giro di parole. Ora questi particolari possono anche sembrare banali, ma secondo me non lo sono affatto, perché dimostrano che il giovane Lombardo Radice, 18enne allora, viveva la sua esperienza scolastica con una sincerità e con una franchezza che poi l'adulto, il pedagogista adulto Lombardo Radice teorizzò nei suoi scritti per darci l'esempio di una scuola serena, di una scuola soprattutto sincera. Sui miei figli e sugli amici dei miei figli ho potuto compiere insieme con la mia consorte e collaboratrice, anzi maestra, le prime esplorazioni accurate dello sviluppo spirituale del fanciullo. Ho il solo merito della fede, ho creduto nei bambini e ho anche fatto loro larghissimo credito, persuaso di non poter ottenere da loro nulla fuori tempo, così come non si può ottenere che un bimbo metta i denti quando vogliamo noi. Recentemente in America si è registrato il caso di alcuni teorici che con idee come queste hanno fatto addirittura furore. In altre parole, accuso gli intellettuali soltanto quando tradiscono la loro natura specifica di intellettuali mettendosi al servizio di questa ideologia dominante. Così come critico un certo modo di usare la televisione, ma non la televisione come mezzo tecnico, che come tale invece giudico assolutamente positiva e di enormi possibilità. Comunque, anche questo in Germania e in generale in Europa è completamente diverso. Qui gli intellettuali sono già convinti che si può usare il mezzo televisivo intelligentemente e senza fare della propaganda ideologica. Das heißt, hier sind im Allgemeinen ja denn doch die Intellektuellen gegenüber den ideologischen Momenten des Fernsehens außerordentlich wach und kritisch. Un'ultima domanda, professor Adorno. Ci sono molti uomini di cultura qui da noi che, dicendo talora anche di interpretare il suo pensiero, sostengono che l'intellettuale di fronte ai mezzi di comunicazione di massa, televisione ed altro, non ha che una sola possibilità: ritirarsi sdegnosamente nel silenzio. È d'accordo lei? Capisco molto bene il significato di questa domanda. Questo vuol dire: come puoi tu, Adorno, che ti poni in questo atteggiamento nei confronti della televisione e dei mezzi di comunicazione di massa, non servirti poi di questi stessi mezzi? A questa domanda io rispondo semplicemente che non sono dell'avviso che ci si possa isolare nel silenzio e tirare indietro. Questo significherebbe semplicemente una ricaduta al di sotto del livello della tecnica. Al contrario, bisogna cercare, per quanto è possibile e nel migliore dei modi, di dare agli strumenti una funzione nuova, cioè esprimere e fare nell'ambito di questi mezzi cose che superino i confini della dominante cultura della ideologia commerciale. E siccome questa libertà critica esiste, si ha non solo il diritto, ma vorrei dire il dovere intellettuale di un tale lavoro critico all'interno di questi stessi mezzi di massa. Ma io sono un dialettico incorreggibile e questo si sente nelle mie parole. Ich bin halt ein unverbesserlicher Dialektiker und das drückt sich vielleicht auch darin aus. Grazie, professor Adorno.
Nella distribuzione dei beni si notano i casamenti e il paesaggio col castello, sempre per confermare la funzione spaziale e non aneddotica di questi elementi. Per ultimo, sicuramente, venne sulla parete sinistra il tributo. Il tributo è la composizione più straordinaria, la fonte viva di tutta la grande pittura monumentale, fino a Raffaello e Michelangelo. Ma anche qui si nota come Masaccio abbia evitato di irrigidire la presentazione prospettica, come faceva invece Masolino. Costruzione larga, spaziosa, eppure tenuta rigidamente impugnata nella solennità inarrivabile delle figure, nella scultorea distribuzione delle pieghe. La luce, questa luce increata che passerà in Piero della Francesca, sta alla base, assai più del disegno, di questo stile nuovo dalle fondamenta. Qui si interruppe l'opera alla Brancacci. Masolino e Masaccio vanno a Roma. Siamo al 1427-28. Masaccio moriva. Nessuna morte, dopo quella di Giotto, fu più grave per la pittura italiana.